The road ahead, it twists and turns, and the sun beats down and it burns, but I keep on pushing through. È stata un'esperienza molto forte perché mi sono sentita investita da una grandissima responsabilità. Ero al primo anno e mezzo, insomma, di mandato come sindaco, quindi non avevo mai provato un'esperienza simile, non avrei neanche mai immaginato di provarla. All'inizio il sentimento è stato di angoscia e di paura perché non si capiva bene durante la notte realmente quale fosse la portata dell'evento. Poi con le luci del giorno ci siamo resi conto della devastazione che aveva colpito un po' tutto il territorio di Auronzo di Cadore e pian piano abbiamo cercato di superare questo sentimento di impotenza che devo dire è durato quasi per 3 giorni, perché in assenza di comunicazioni telefoniche, in assenza di energia elettrica, non avevamo alcuna comunicazione con l'esterno che ci dicesse quali fossero le reali condizioni. Oh, I've come too far in this to raise my flag and call it quits, so I keep. Trae origine come riflessione dagli eventi della tempesta Vaia dello scorso ottobre che hanno scosso le nostre coscienze, facendoci riflettere soprattutto sull'importanza di prestare attenzione al tema dell'ambiente. Ma l'investimento del fondo pensione non sarà soltanto per l'ambiente, dovrà essere regolato anche nel rispetto della governance delle aziende, nel rispetto del sociale. Soltanto incrociando rischio e rendimento con queste 3 tematiche noi crediamo che la previdenza, il risparmio per la previdenza possa costruire il futuro in modo efficace, possa fare welfare per il Veneto nell'arco dei prossimi 20 anni. Siamo di fronte a una piccola grande rivoluzione, sostanzialmente pensare a un sistema finanziario diverso da quello che c'è stato fino ad oggi e quindi a un modello di sviluppo sostenibile diverso è possibile perché una gran parte dell'industria finanziaria sta spostando volumi importanti di capitali verso gli investimenti sociali, ambientali e di buona governance. Abbiamo portato un bel po' di esempi che penso siano stati molto utili, uno su tutti un esempio nel settore ambientale delle aziende che hanno fatto transizione energetica, quindi passando dal petrolifero alle energie rinnovabili, quindi far vedere che effettivamente ci sono settori della nostra quotidianità nella quale si può investire facendo rendimento ma anche avendo un impatto ambientale e sociale positivo. Perché sempre di più gli investitori, parlo dei millennials ma non solo, hanno dimostrato di avere una buona propensione a voler investire in investimenti che hanno anche questa caratteristica di sostenibilità intesa in senso lato. Quindi che non è filantropia, perché nessuno dice sono disposto a perdere i soldi pur di avere un investimento che ha queste caratteristiche. Però a determinate condizioni magari sono disposti a aspettare un pochino di più per avere i loro investimenti messi in investimenti che li fanno sentire maggiormente in linea col loro modo d'essere.